È la dimostrazione che i controlli ci sono, le attività si fanno, non sempre queste operazioni hanno i risultati in tempi immediati, a volte c'è necessità di fare investigazioni anche importanti, però i risultati vengono. C'è soddisfazione nelle parole del prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà per l'arresto di 7 nomadi ritenuti responsabili di diversi assalti ai bancomat del Triveneto. Le basi nella Marca, tra Ponzano e Vedelago. Il fatto dimostra che oggettivamente questi campi o comunque questi insediamenti, specialmente quando sono connotati da abusivismi, vanno in qualche modo contrastati. Si è fatta anche un'operazione di sensibilizzazione nei confronti dei sindaci. Proprio nei giorni scorsi ho incontrato anche il sindaco di Vedelago, perché Vedelago è uno dei comuni che ha più insediamenti di Rom, Sinti, che vivono anche in condizioni abbastanza precarie. È un lavoro delicato che deve essere fatto per riportare tutto nella legalità, però va fatto. Neppure 30 anni in carcere sono bastati per rompere legami e direttive, dice il prefetto, di un'organizzazione in cui i rapporti familiari e criminali si mischiano. Il caso di Radames Major è esemplare. Prefetto che ribadisce quanto affermato pochi giorni fa in seguito al drammatico inseguimento di 3 giostrai a Treviso, finito con uno schianto. Qualcosa da dire anche rispetto a questa voglia, anche a volte palesata, ma non vedo supportata da fatti, di trovare una reale integrazione. Il fatto di porre in essere queste attività criminose non è ovviamente una prerogativa soltanto di Rom o Sinti, però sicuramente spesso sono coinvolti in misura massiccia e questo non è un fatto oggettivamente positivo.